Va ora in onda Pop Economia. Soldi, 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 quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Viva i soldi! Stanotte amore non ho più pensato a te, ho aperto gli occhi per guardare intorno a me, intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Oh mondo, soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo, sono niente accanto a te. Il mondo non si è fermato mai un momento, la notte insegue sempre il giorno ed il giorno verrà. Buongiorno Alessandra, a te la linea. Ma che brividi, ma che emozione, cari amici! Riproponiamo oggi un pezzo della chiusura della Milano Cortina, le splendide Olimpiadi italiane che avrete di certo visto, Olimpiadi da record per i nostri azzurri. Domenica è calato il sipario all'Arena di Verona, con la magia di Roberto Bolle e la voce da brivido di Gioantile su un classico della canzone italiana, Il mondo di Jimmy Fontana. E allora eccellenza, magia, arte, talento della nostra Italia in vetrina che ci ha fatto splendere e brillare, tutto è andato bene, pensate un po', perfino la telecronaca perfetta, finalmente era ora del vice direttore stavolta di Rai Sport Bulbarelli, e sui social subito non sono mancate le stoccatine, gli scherzi, precisissimo, sembrava trollasse Petrecca, lei fu Petrecca, ma noi siamo contenti soprattutto per l'impatto record economicamente molto fruttuoso che supera i 5 miliardi che le Olimpiadi hanno portato, e quindi il grande rialzo per il turismo. E voi avete visto le Olimpiadi? Vi sono piaciute? Scriveteci, telefonateci. Natalia, ricordaci i famosi ormai numeri di Radio Libertà. Il numero per i messaggi è il 340 670 9659, mentre per le chiamate 0292 94 7222. Ottima voce, super squillante, super sul pezzo, e io so che in collegamento c'è Nino Sunzeri, grande giornalista economico, voce e volto amico di questa trasmissione. Caro Nino, dici tutta la verità, ti sono piaciute le Olimpiadi? Intanto ben trovato, buon pomeriggio. Ciao Alessandra e ciao a tutti gli ascoltatori, buon pomeriggio per tutti. Sì, le Olimpiadi sono state sicuramente una grande manifestazione che ha messo a tacere tutti i gufi. Aggiungo che in Italia le Olimpiadi hanno sempre avuto un forte valore simbolico, quello del 56 a Cortina, sempre Olimpiadi invernali, furono il primo grande appuntamento internazionale dell'Italia dopo la fine della guerra e quindi, come dire, la fine della ricostruzione. Quelle del 60 a Roma furono le Olimpiadi che celebrarono gli anni del boom economico,
quelle del 2006 a Torino furono simbolicamente una rinascita della città dopo la debacle della Fiat, e quelle di quest'anno Milano-Cortina sono appunto la celebrazione di questa forza dell'Italia, che è diventata sicuramente in questo momento uno dei paesi più importanti, almeno sicuramente a livello europeo, vista se non altro la stabilità del governo e il progressivo rientro dei problemi legati al debito pubblico. Insomma, Quindi, tutto è andato bene, chiaro Nino, anche come ritorno economico, no? Quindi un altro boom. Vediamo un po' se sarà così. Giovanni Malagò, il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, lo ha specificato. 3 miliardi di ricavi sui territori interessati, 500-600 milioni di gettito in più e 36.000 lavoratori coinvolti. Insomma, bei numeri, no? Anche come ricasco sull'economia reale. Sì, comunque sono sempre numeri, per carità. Malagò era il capo della fondazione a cui facevano capo i giochi, e quindi è chiaro che i suoi numeri sono sempre sono sicuramente importanti. Certamente il ricasco delle Olimpiadi sarà molto elevato. Calcolarlo non è semplicissimo, perché poi devi anche stabilire l'arco di tempo in cui questo ricasco viene conteggiato. Prendo per esempio la pista di bob di Cortina, che è stata certamente l'opera più costosa, 118 milioni di risorse pubbliche. Alcuni hanno detto che si tratta di una cattedrale nel deserto, altri fanno notare che da qui al 2030 la pista è affittata, e questo ovviamente, oltre a rilanciare l'economia, speriamo rilanci anche il bob italiano, visto che per la mia età sono ancora fermo ai tempi di Eugenio Monti. Nino, grazie di questo tratteggio, ci hai ricordato l'importanza, il valore economico, no? E anche emotivo, anche emozionale delle Olimpiadi. Ma vediamo un po', perché noi siamo qui in Mondo Gira, no? Di Jimmy Fontana, che è stata veramente cantata meravigliosamente da Gio Antile, questa artista straordinaria, ma noi anche abbiamo tanti capogiri, caro Nino, quelle vertigini che Donald Trump non ci manca di far venire, no? In vigore ci sono i dazi, andiamo un po' più in là, sempre col ricasco italiano, i dazi globali al 10%, insomma abbiamo capito, abbiamo saputo, abbiamo ormai visto che la Corte si è pronunciata, no? Contro Donald Trump, e lui è arrabbiatissimo. Trump ha minacciato tariffe ancora più dure a chi vuole ridiscutere gli accordi. Ora io voglio osservare con te di dazi, ne abbiamo parlato tante volte, cosa succederà, cosa non succederà, ora vediamo, tu ci aiuterai a capire due elementi che ho osservato. Il primo, l'Europa, la reazione dell'Europa. Mi sembra una reazione molto tiepida, Nino, non so se tu converrai con me. Bastone carota, si diceva oggi sui maggiori giornali, l'Europa rinvia la ratifica perché dice vediamo un po' gli accordi, ovvero il Parlamento europeo, la Commissione Commercio più precisamente internazionale, ha rinviato il voto previsto per questa mattina sulla proposta legislativa, cioè quella che elimina i dazi su alcuni beni americani, per esempio incluse le aragoste, quindi ha una posizione attendista. Secondo elemento che osservo e che voglio commentare con te, la borsa, le borse, anche le borse non mi sono sembrate così schizofreniche stavolta. Come mai? Ci stiamo abituando agli annunci di Trump o abbiamo capito in fondo che succederà poi niente da queste minacce, che sono minacce apparenti e forse anche un po' studiate di Donald Trump? Vediamo un po'. Beh, ti sei già risposta, Sandra, sei bravissimo, ti sei già risposta. I mercati ci credono. Ho un bravo maestro, Nino, insomma, ho bravi maestri, quindi andiamo avanti. Dici tutto, dici tutta la verità. No, i mercati ci credono fino a un certo punto, cioè è da marzo, da aprile, quando c'è la famosa storia della lavagna nei giardini della Casa Bianca, che si parla di dazi, e poi si è visto che c'è
un avanti e indietro. In molti temono una regia sapiente, visto anche come gli staff della Casa Bianca, e quindi i mercati non ci credono più, cioè quando poi in questo momento in particolare proprio non si capisce assolutamente nulla, per cui l'agenzia delle dogane statunitensi pare che abbia finito di incassare questi dazi. Ci sono forti da parte delle aziende, ma anche da parte di alcuni stati, ricorsi, vie legali, tribunali. Quindi prendere una posizione in questo momento diventa troppo pericoloso, per cui non crollano, ma neanche stanno facendo grandi passi avanti. Gran rumore, insomma, grandi passi in avanti. Quindi la reazione di Donald Trump, che è arrabbiatissimo, ma tu te l'aspettavi questa decisione della Corte Suprema, che poi arriva tutto da un piccolo imprenditore, lo abbiamo detto anche qui in trasmissione, che tempo fa denunciò, no? Ecco poi l'America, che cosa è l'America, no? Andiamo a vedere poi tutti i passaggi, ricordi Nino, no? È un piccolo imprenditore che denuncia il tutto e poi si arriva alla Corte Suprema. Te l'aspettavi questa decisione della Corte Suprema? Devo dirti non proprio, considerando la composizione fra democratici e repubblicani, quindi con una prevalenza di repubblicani, non pensavo che ci sarebbe stata bocciata. C'è anche da dire, e questo è evidente ormai, che non tutti i repubblicani la pensano come Trump, ed il fatto che lui continui a decidere con decreti presidenziali e continui a ripetere che non andrà e non vuole andare al voto al Congresso, vuol dire che lui stesso è consapevole che la maggioranza, nonostante apparentemente i repubblicani abbiano la maggioranza nelle due Camere, però questa maggioranza ormai è più apparente che reale, e quindi è un provvedimento di questo genere al Congresso rischierebbe di essere bocciato. Ecco Nino, per chiudere questo tuo discorso ti chiedo una valutazione economico-politica. Donald Trump, a parte tutte le sue sterzate, le sue irriverenze, no? E diciamo così il brio che mette in tutto, ma in questo momento sembra essere un pochino sotto il mirino il file Epstein e la Corte Suprema, insomma tutto sembra remare contro Donald Trump in questo momento. Credi tu che ci sia un po' una manina che voglia comunque metterlo all'angolo ed è per questo che lui ruggisce in questo modo? Su Epstein non sono del tutto d'accordo, cioè probabilmente all'inizio l'idea era questa, di mettere sotto scacco Trump. Quello che sta emergendo è che, come dire, la sinistra, o comunque una certa sinistra globale, a essere finita nei guai, oltre a qualche frescone come il principe Andrea d'Inghilterra, ma per il resto insomma dentro c'è finito Gates, c'è finito tutto, un po' di tutto, insomma, di tutto di più, diciamo, no? Soprattutto, come dire, sul fronte progressista più che sul fronte diciamo conservatore, non anche il fatto di Jack Lang, che anche qui si vede la mia età, era grande ministro della cultura ai tempi di Mitterrand. La tua sapienza direi più che età, perché come vedi ci ricordi tutti gli step, tutti i passi, cose che magari noi e i più non possono sapere. Nino, non buttarti giù, buttiamo giù dalla torre qualcuno. Chi butteresti tu, Nino, giù dalla torre in questo periodo? Dici tutta la verità, adesso ti faccio una domanda scomodissima. Per chiudere questo brioso passaggio con te, ma anche molto, credo, utile. Ma sai, in questo momento, insomma,
sicuramente chi non se la passa molto bene è la corona d'Inghilterra, cioè Buttiamo giù dalla corona e non dalla torre il Gran Principe. Andrea? Sulle torri ci stavano le teste coronate, dai re, principi, ai duchi, ai marchesi, e quindi è anche giusto buttare giù una testa coronata da una torre. Insomma, se non ci fosse da piangere, no? Noi ridiamo un po', ma davvero c'è da piangere su questa storia del principe. Andrea, non trovi, Nino? In Inghilterra c'è parecchia confusione, no? C'è uno stato d'animo, mi dicono, non bello, perché poi l'attaccamento alla corona inglese c'è da parte del popolo. Sì, però insomma è più, però ho visto, pare che dai sondaggi il livello di gradimento sia sceso, insomma la scomparsa di Elisabetta, che comunque a parte i cappellini aveva sicuramente un grande stile. E che aveva anche però un gran debole per questo figlio, questo principe Andrea, che si è veramente, insomma, ha fatto non solo una figura, ma credo che un velo pietoso si possa davvero stendere pian piano. Sì, allora, caro Nino Sunzeri, il tempo con te vola, sono le 16:18, noi sto aspettando il presidente del Codacons, Gianluca Di Ascenzo, per parlare di bollette, un tuo telegramma sul decreto bollette, proprio sintetico al massimo, come lo hai trovato? Andiamo di nuovo tutti in bonus, ce la faremo? Basterà il bonus alle famiglie e alle imprese per essere un po', per respirare un po' di più? Ma guarda, soprattutto quel decreto è servito al fisco per portarsi a casa attraverso l'aumento del 2% dell'IRAP, per portarsi a casa 1 miliardo in 2 anni, e questo è la cosa diciamo, importante, quella su cui poi il resto sui bonus. Abbiamo visto che insomma in genere non è semplicissimo incassarli, e quindi più che altro mi pare che l'obiettivo del governo fosse quello di alzare le entrate di un buon miliardo, e quello sicuramente è un risultato ottenuto. Sugli sgravi adesso parlerai con il Codacons, che ha già pronti esposti e denunce. Ora vediamo che cosa succederà, vediamo cosa ci dice la più grande associazione dei consumatori. Sì, sugli sgravi parliamo di quello. E allora Nino, io ti ringrazio sempre della tua preziosa collaborazione e competenza e dello spaccato che ci dai anche del passato per farci capire meglio il presente. Ti aspetto presto, quando vorrai, qui a Pop Economia, l'economia reale, l'economia popolare. Grazie a Nino Sunzeri. Grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori, e buon pomeriggio ancora. Grazie, buon pomeriggio. E allora andiamo su uno stacchetto musicale non casuale. Chi non lavora non fa l'amore, e aspettiamo i Codacons. Vai Natalia. Chi non lavora non fa l'amore. Questo mi ha detto chi non lavora non fa l'amore. Questo mi ha detto ieri mia moglie. Anche stanco ieri ritornai, mi son seduto, niente c'era in tavola, arrabbiata lei mi grida che di nuovo a te la linea, Alessandra. Grazie. Allora, una coppia vincente, chi non lavora non fa l'amore, la canzone che vinse l'edizione 1970 del Festival di Sanremo. Ovviamente lo avrete riconosciuto, la voce del molleggiato nazionale Adriano Celentano insieme a Claudia Mori, e questa è la versione più conosciuta. E già perché chi non lavora non fa l'amore, può avere una vita felice di coppia,
rabbia, non può star bene, non può essere felice, non può star nell'agiatezza. Chi non lavora non può fare la spesa e chi non lavora non può pagare le bollette, la croce e il danno e mai delizia di questo momento in Italia, che sono e rimangono sempre stabilmente, sapete, le più care d'Europa. E allora, presidente del Codacons, Gianluca Di Ascenzo, volto e voce amica di questa trasmissione, come sta? Come si è messi con le denunce, le vigilanze, gli esposti per Sanremo? È pronto? Siamo pronti, abbiamo fatto anche un comunicato, siamo prontissimi perché ricordiamo fa sorridere, però in realtà dobbiamo considerare la portata internazionale del Festival di Sanremo e il fatto che noi negli anni siamo stati costretti ad intervenire per denunciare irregolarità nelle procedure di televoto, piuttosto che occasioni di pubblicità occulta, piuttosto che danneggiamenti del palco. E su tutte queste situazioni è intervenuta l'antitrust, l'Agicom, sono state combinate sanzioni amministrative di oltre centinaia di migliaia di euro, insomma, quindi può far sorridere, ma in realtà il business che si muove dietro al Festival della canzone italiana, insomma, non è piccolo, non è banale, per cui è giusto che un'associazione di consumatori come la nostra tenga alta la guardia per chiedere l'intervento delle autorità se qualcosa dovesse andare storto, anche perché da quest'anno è cambiato il regolamento e i cantanti ne rispondono personalmente, insomma, che visto la RAI è rimasta attenzione al Codacons, perché il Codacons è lì a vigilare, non voglio dirvi niente, il Codacons è la più grande associazione dei consumatori e gli esposti del Codacons sono famosi, Presidente, no? In questo caso lei qui anche è in veste di avvocato, no? Difensore, pubblico ministero o GIP? Mi viene da fare una battuta. Lo sai, questo è un argomento molto caldo. Argomento molto caldo che affronteremo più avanti. Ecco, ma a proposito di referendum, cambiamo un po' la scaletta, invertiamo l'ordine, ma gli italiani lo stanno capendo questo referendum? Sanno per che cosa si va veramente a votare? Qual è la percezione, in una battuta velocemente, di voi Codacons? Allora, la percezione che abbiamo è che gli italiani non stiano comprendendo la portata della modifica costituzionale, per cui sembra, adesso lo dico per semplificare e minimizzare, sembra che il tutto sia stato trasferito su un piano politico pro governo contro governo, perché noi dobbiamo ricordarci, insomma, che il consumatore medio, l'uomo della strada, almeno questa è la percezione che abbiamo noi come associazione dei consumatori, si preoccupa di ciò che lo riguarda quotidianamente e che tocca il portafoglio. Di queste questioni se ne occupa solamente laddove c'è una partecipazione attiva alla vita politica costituzionale del Paese, però questa non è la questione che fotografa l'esperienza del consumatore medio, quantomeno del consumatore che si rivolge a Codacons. Per cui secondo noi il consumatore rischia in questo momento una sorta di disinteresse del merito della riforma, ma diventa pro governo o contro governo, e chiaramente questo non fa bene alla vita democratica di un paese. E allora tutto poi si riconduce al portafogli, no? Il consumatore medio-alto, come si usa a dire oggi, medio-basso, insomma il consumatore, diciamo così, Presidente, se è d'accordo, il consumatore poi guarda il portafogli e misura tutto in questa direzione, no? In questo perimetro, in questo segmento, forse un po' più ampio di segmento. A proposito di portafogli, a proposito di bollette, lei sa che io sono un po' fissata con le bollette, ne parlo quasi tutti i martedì, perché è un po' la fissazione o forse l'ossessione o forse ancora meglio, voglio esagerare perché forse non esagero neanche, il dramma di noi italiani è il pagare la bolletta è diventato veramente un qualcosa che da spararsi, Presidente, non è così? Lei non crede che sia una cosa abnorme? Il decreto energia, ecco, abbiamo parlato anche l'altra volta del decreto energia 2026. Ci sono questi 115 euro extra in bolletta extra e poi c'è un nuovo sconto fino a 60 euro. Vediamo un po' a chi spetta e poi subito le chiedo una valutazione sua e del Codacons. Siete soddisfatti di questo che il governo ha fatto? Certo la copertina è corta, si sa. Mi dica lei. Sì, allora innanzitutto diciamo che il tema del costo dell'energia non riguarda solo noi italiani, perché anche questo è importante sottolinearlo, perché noi e questo lo diciamo sempre noi, però le bollette più care d'Italia ce le abbiamo noi. Sempre,
e voi lo dite sempre, scusatemi, ai vostri microfoni, però molti altri paesi si preoccupano del costo dell'energia. Quindi, come dice, ma il comune mezzo gaudio, ma questo impone in realtà un intervento normativo che sia definitivo, perché ad oggi abbiamo visto degli interventi che sono stati una tantum sporadici, come questo del decreto bollette, che in realtà non risolvono il tema della questione, ma come diciamo prima andiamo a vedere concretamente in che cosa consiste e quindi quali sono i benefici. Allora, ovviamente i benefici, come è stato giustamente detto, la coperta è corta, non riguardano tutti quanti, perché c'è un contributo straordinario di 115 euro per chi già percepisce un bonus elettrico, quindi che vuol dire è una popolazione di circa 2,7 milioni di famiglie, che quindi sono le famiglie che hanno un ISEE inferiore a 9.796 euro, perché ricordiamo che l'ISEE è stato già aumentato, oppure di 20.000 euro se sono le famiglie numerose che hanno fino a 4 figli. Quindi diciamo, per queste categorie di consumatori il bonus può arrivare a circa 315 euro. Dopodiché, e qui arriviamo anche alla risposta se siamo soddisfatti. Presidente, la blocco, sa perché abbiamo una telefonata, la prendiamo, che dice, vediamo un po' se qualcuno vuole chiederci qualcosa o fare qualche osservazione. Siamo pronti, siamo in linea, chi è che... Pronto? Buonasera. No, volevo fare una battuta più che altro. Buonasera, eccola. Tanto le bollette non cambieranno mai, almeno in Italia. Faccio un esempio, oggi io ho cambiato la bolletta della luce con una società in Spagna, da intesa da Pola Luce su un passato intesa, mi ho detto, vedi, quanto costa un chilo da lavoro? Mi ha detto, costa €1. Invece io faccio pagare 1,50, benissimo, dopo chiuso. E nella bolletta io sono scritto 8 euro consumati e 8 euro pagati. Quindi non ci sono oneri di studi, oneri di produzione, tutti quelli legati sono in Italia. Quindi piuttosto che occuparvi di bollette italiane, occupatevi di bollito, fate delle belle ricette di bollito, che forse è meglio, la gente si rimpiazza mettendo le ricette. Buonasera. Ecco, io però devo dire che ho avuto qualche difficoltà. Lei, Presidente, ha ascoltato, c'era un doppio ritorno, Natalia, non so, è un gran peccato. Non sono riuscito a sentire, non sono riuscito a capire la domanda del gentile ascoltatore. Allora io vorrei chiedere all'ascoltatore, purtroppo non l'abbiamo potuta sentire perché c'era un ritorno e mi spiaceva davvero interromperlo, se ce la può scrivere tramite messaggio al numero, Natalia, ce lo vuoi ripetere? 340 670 9659. Ecco, noi la leggiamo e sicuramente cerchiamo di contribuire e di dare una risposta e di parlare, di dibattere, perché davvero non ho proprio capito. Tu hai capito, Natalia, su in regia? È arrivata la voce dell'ascoltatore? Purtroppo ho capito che si trattava di bollette. Però... Beh, sì, quello sì. Sempre di bollette si tratta. Allora, Presidente, continuiamo. Saluto il gentile ascoltatore e chiedo di scriverci la sua domanda in messaggio. E allora, Presidente, quindi diceva 115 euro extra in bolletta e il nuovo 115 euro per le famiglie che si trovano in situazione di vulnerabilità economica, mentre invece per chi ha un ISEE superiore fino a 25.000 euro c'è un contributo straordinario volontario dei venditori di energia. Allora qui dobbiamo dire che innanzitutto aspettiamo adesso l'intervento dell'autorità dell'energia, dell'ARERA, per stabilire le modalità. Però sembra un po' un'equazione, adesso cerco di semplificare il ragionamento e vi chiedo scusa se non riesco ad essere chiaro e non essere No, ma lei è preciso, sempre chiaro e anche il dono della sintesi, glielo dico perché faccio un po' di capatazio benevolente perché sono le 16:30, quindi purtroppo il tempo corre. Dunque. Allora, questo contributo straordinario volontario si baserà sul prezzo dell'energia che viene pagato dal consumatore nel primo bimestre. Questo importo di fatto verrà scontato dalla fattura a partire dal quinto mese successivo al bimestre in oggetto. È un'equazione, insomma, è complesso. Quinto mese successivo. Ascoltatori, quinto mese successivo, è così, Presidente? Ce lo ripete, esatto. Quinto mese successivo. Sì, in estrema sintesi, si vede qual è il consumo del primo bimestre, questo dato, il prezzo dell'energia pagato in questo primo bimestre, verrà calcolato e quindi verrà scontato sulla bolletta del consumatore a partire dal quinto mese successivo al predetto bimestre.
aspettiamo chiaro. comunque i provvedimenti dell'autorità dell'energia che chiarirà le modalità per applicare dell'ARERA. questo sconto in Ecco. bolletta. E Esatto, questo è dell'ARERA, importante esatto. perché poi ovviamente tutti noi vogliamo sapere quando e come verrà scontato, quindi lei ci ha dato sicuramente una chiave di lettura diversa, no? Perché poi leggere queste informazioni, e se noi poi non sappiamo quanto e come e dove paghiamo di meno, siamo sempre allo stesso molto punto, un po' il cane che si morde la coda. È molto, scuso per la sintesi, di fatto questo sconto, se arriverà in prossimità dell'estate, insomma, facendo un calcolo approssimativo, insomma. Ecco, e allora, estate è ancora un po' lontana, aspettiamo l'estate. E allora, Presidente, io la saluto, la ringrazio, mi spiace per il tempo, ma lei tanto, come dicevo, qui è volto e voce amica e di casa tornerà per spiegarci i meccanismi occulti delle bollette, degli sconti, delle bollette, dei bonus. Grazie all'avvocato Gianluca Di Ascenzo, Presidente del Codacons. Grazie a voi, è sempre un piacere intervenire ai vostri microfoni. A presto. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Va ora in onda Rumore. Alessandra. E ancora il brano cantato da un Gentile nella cerimonia conclusiva della Milano Cortina, l'abbiamo qui ripreso e rilanciato, Il mondo di Jimmy Fontana. Il mondo gira e il mondo fa un brutto rumore. 4 anni dall'invasione russa in Ucraina, tra corruzione e resistenza, così titola qualche giornale, e la percezione sempre maggiore alla quale nessuno crede più, la percezione che la pace sia davvero irraggiungibile. Davide Zebuloni in diretta da Israele, con lui tracciamo il punto esteri, giornalista di Makor Rishon. Ben ritrovato David. Ben ritrovato Alessandro, è sempre un piacere.
Grazie. E allora, David, tante cose anche abbastanza velocemente dobbiamo dire con te, perché poi abbiamo di seguito un altro ospite. Ti chiedo subito, ho parlato di 4 anni dell'invasione russa in Ucraina, qual è la percezione invece sull'altro fronte, quello di cui parliamo sempre con te, cioè il conflitto Hamas-Israele? Anche lì si crede ancora che possa terminare, si crede ancora nella pace o è sempre più una chimera? È una domanda complicata, in quanto ogni giornalista, ma in realtà ogni pensatore darebbe una risposta diversa. Dipende a chi si pone questa domanda. La società israeliana è una società molto variegata, così lo è anche la Knesset, il Parlamento israeliano. Ci sono i partiti di sinistra che continuano a credere e a operare a favore di una pace vera, una pace duratura. Ci sono i partiti di destra, forse più disillusi, che non credono in questo tipo di soluzione, soprattutto finché al di là del confine vi è una leadership quale quella di Hamas. Quindi sì, la risposta è sì. In Israele c'è chi crede nella pace, c'è chi opera a favore della pace e c'è anche chi comprende che la parola pace non è solamente una parola, ma deve essere parte di un progetto concreto da svolgere, da mettere in pratica insieme a un partner credibile, affidabile. E allora, Davide, si sta avvicinando un altro fronte caldo, quello dell'Iran, no? Cioè Donald Trump sta cercando di capire cosa deve fare con l'Iran. Ci sono varie opzioni sul tavolo, lo riporta in un dettagliato pezzo la CNN, e queste opzioni sarebbero 3, anche ben chiare. Una è lasciare lo spazio alla diplomazia. L'altra è ordinare un attacco, diciamo, più concentrato, più limitato, oppure la terza, lanciare un'operazione su larga scala per tentare di rovesciare il regime change, quello che gli israeliani vogliono, quello in cui gli israeliani davvero speravano e forse ancora sperano. Però l'Iran in questo momento sta anche rafforzando Hezbollah, questa forza terribile, diciamo così, paramilitare, la terribile forza paramilitare più temibile del mondo arabo. E qui perché questo rafforzamento? Ci sono dinamiche militari, energetiche, geopolitiche, e proprio Netanyahu ha fatto un discorso alla Knesset e ha detto: colpiremo il Libano se Hezbollah partecipa alla guerra tra USA e Iran, e ha avvertito l'Iran: un attacco contro Israele potrebbe essere l'errore più grave della sua storia. Ha anche parlato Netanyahu di giorni complessi e pieni di sfide. Spiegaci cosa c'è dietro o davanti tutto questo. È sbagliato concepire l'Iran, il regime iraniano, come un'entità individuale. Quando parliamo dell'Iran, del regime iraniano, parliamo di un polipo dalle tante braccia, e quindi combattere in termini mediorientali solamente il regime vuol dire sì andare a tagliare la testa del serpente, un'espressione ormai utilizzata moltissimo, ma dimentichiamo che questo serpente, o in questo caso un polipo, ha tante braccia. Uno di questi, forse il più fedele ma anche il più temibile, è appunto Hezbollah, al confine con Israele, quindi non parliamo di una distanza pari a quella di Israele e Iran, chilometri e chilometri, ma proprio al di là del confine. Proprio vicini, insomma, sono più vicini di quanto si possa immaginare, no? Molto più vicini di quanto si possa immaginare. Chi abita al nord, sulle alture del Golan, può vedere i cedri, quelli che un tempo erano i cedri del Libano, prima che tutto venisse distrutto da questa entità, chiamiamola paramilitare, che è appunto Ecco, l'hai detto, chiamiamola paramilitare, ma possiamo chiamarla per quello che è, ne abbiamo parlato tante volte con te, non c'è problema a forzare la mano, perché non è una forzatura assolutamente, che tutti sappiamo cos'è Hezbollah. Un'organizzazione terroristica a tutti gli effetti. Esatto. Ecco, Israele è consapevole del fatto che nel caso in cui vi dovesse essere un attacco iraniano, questo attacco sarebbe sincronizzato, programmato, pianificato insieme a Hezbollah, per appunto al di là del confine, e poi le altre entità del Medio Oriente, entità terroristiche quali gli Houthi dello Yemen. E questa minaccia è una minaccia che spaventa sotto certi punti di vista Israele, in quanto non è una minaccia sterile, lontana, è una minaccia ben
nota ai cittadini israeliani, le capacità di Hezbollah sono note agli israeliani e sanno quali possono essere le conseguenze di un attacco di Hezbollah nel nord di Israele. Hanno paura gli Israele è in israeliani allerta. di Hezbollah, hanno paura di questo nuovo fronte che potrebbe, come dici tu, anche realisticamente affacciarsi all'orizzonte, perché siamo vicini geograficamente, siete vicini, ma anche si è vicini a un attacco, ad una guerra anche su questo fronte. Hanno paura gli israeliani ad aprire di nuovo un altro fronte. È una paura non esistenziale. Credo che Israele oggi sappia scindere tra quella che è una minaccia esistenziale e quella che non è una minaccia esistenziale. Ad oggi Hezbollah non ha le capacità militari per poter rappresentare una minaccia esistenziale per Israele, banalmente cancellare o distruggere quello che è lo Stato di Israele. Ma si è consapevoli del fatto che un fronte aperto con Hezbollah, quindi con il Libano, quindi con il nord, porterà ad altre distruzioni, altri morti. E questa è una cosa che Israele vuole evitare dopo oltre due anni di guerra incessato. Ecco, il clima in questo momento in Israele da parte dei giovani, qual è, Davide? Te lo chiedo sempre perché tu sei anche giovane, no? Un giovane intellettuale, un giovane giornalista. Giovane nel senso anche che l'età comunque è soggettiva. un'età. E che cosa pensano i giovani israeliani, anche quelli più giovani di te? I giovani sono innanzitutto più convinti che mai dell'importanza di dover difendere la propria patria, cresciuti sulle storie dei nonni che hanno combattuto nel 1948 per la fondazione e di quelli che hanno combattuto invece nella guerra del Kippur, nell'arco degli ultimi decenni hanno come dimenticato cosa volesse dire battersi davvero per la sopravvivenza e per l'esistenza del paese. Infatti uno degli slogan dei giovani soldati in questi anni di guerra era difendiamo la casa. È proprio una percezione di uscire di casa per difenderla. E quindi c'è un gran sentimento, un grande trasporto a favore di questa difesa, del nucleo familiare della casa. D'altra parte c'è anche una sensazione di, chiamiamola stanchezza, chiamiamola saturazione di questa guerra così lunga che ha portato a tanti morti, a tanta distruzione, ma anche a un'interruzione di quella che è la quotidianità in Israele, la routine israeliana, quella che dovrebbe essere la vita normale di un giovane 18enne, 19enne, 20enne. E quindi c'è anche un grande desiderio di tornare alla normalità. E dopo l'accordo di pace o comunque una tregua promossa da Trump con Gaza, si sperava un po' che tornassero i giorni tranquilli. Questi giorni tranquilli sono di nuovo minacciati dall'esistenza in questo momento del regime iraniano che dà segni di voler cedere. Cosa è che fa più paura in questo momento? La minaccia di Hezbollah che può tradursi in qualcosa di reale o ancora è sempre Hamas? Hamas ha giocato 2 anni fa sull'effetto sorpresa. Il 7 ottobre ha colpito gli israeliani oltre all'entità dell'attacco in termini di morti e distruzioni, anche in termini di sicurezza quasi psicologica degli israeliani, convinti di essere assolutamente sicuri su quel fronte, molto più forti di quello che può essere Hamas. Hamas in questo modo si è guadagnato un po' questo titolo dell'organizzazione terroristica da non sottovalutare. No, che potrebbe colpire in ogni momento, in ogni istante, in modo esatto, anche per la sua organizzazione interna. Cioè parliamo di un'organizzazione terroristica molto meno avanzata di Hezbollah, per esempio, che dispone di tecnologie, che dispone di intelligence, questo carattere così quasi medievale di Hamas lo rende paradossalmente ancora più temibile, perché Israele, che è così avanzata in guerre di intelligence, in guerre cyber, parte in difetto contro un'organizzazione terroristica che non sa nemmeno cos'è la guerra cyber, per intenderci. Ricordiamo che il 7 ottobre i Gazawi sono entrati in Israele con le pietre, con i bastoni, era un attacco davvero quasi medievale, spartano. Quasi medievale. Questo ha colpito moltissimo gli israeliani, e quindi gli israeliani sono ancora sicuramente sono da quell'esperienza. Paradossalmente Hezbollah, che obiettivamente è un'organizzazione terroristica
molto più capace, molto più preparata, molto più potente, non ha saputo creare quel momentum di sorpresa, quel momentum di vantaggio rispetto all'IDF. Anzi, ricordiamo l'operazione dei Vipers, dei cercapersone, ricordiamo come Israele ha anticipato l'attacco di Hezbollah, quindi ancora gli israeliani godono un po' di quella sensazione che sappiamo prevenire oltre che curare. E quindi nonostante Hezbollah sia obiettivamente più forte di Hamas, paradossalmente spaventa un po' di meno. Chiaro, David, ci hai spiegato come sempre in maniera molto chiara la percezione, lo stato d'animo e anche il punto geopolitico. E allora sono le 16:46, so che devi andare e io ti lascio, abbiamo anche un altro ospite che ci sta aspettando e quando vorrai, quando si potrà, quando sarà possibile, cercheremo di fare di nuovo il punto della situazione, perché credo che il divenire e l'evolversi è sempre molto molto vicino, siamo è tutto in divenire qui. Speriamo in meglio, ma la speranza sta morendo, caro Davide. Anche qui noi abbiamo una percezione molto, molto brutta, molto schiacciante, insomma, che ci butta giù. Questa è la percezione anche di noi italiani, anche una stanchezza a vedere e a sentire queste cose. Immagino voi che le vivete tutti i giorni. E allora ancora grazie e a presto. A prestissimo, grazie a te Alessandro. A prestissimo, a prestissimo. Alessandra, a te la linea. Si corre qui a Rumore 16:48, io sono sempre Alessandra Mori, andiamo di corsa ma sempre dritti al tema People Have the Power di Patti Smith. Il popolo ha il potere. E qual è il potere in una democrazia se non quello di votare? 22-23 marzo siamo pronti davvero al referendum, sì o no? Referendum sulla giustizia. È un piacere ritrovare Antonio Noto, direttore Istituto Demoscopico Noto Sondaggi. Ben ritrovato. Buonasera a tutti. Ben ritrovato. E allora, un sondaggio shock, così titola oggi in prima il giornale. Antonio, cerco di riepilogare, ma ho tante cose da chiederti. I sostenitori della riforma sono il 53%, di cui il 15% nel PD. E, sorpresa, udite, un grillino su 4 voterà per il sì. Com'è? Beh sì, è così. Diciamo che il sì e il no non sono posizionati esclusivamente, non sono condizionati esclusivamente dal posizionamento politico. Faccio una rapida carrellata. All'interno dell'elettorato del centrodestra i fautori del sì rappresentano più del 90% di quello elettorato. E tutto sommato mi sembra abbastanza coerente. Poi andiamo ad analizzare il livello di affluenza, perché quello può essere un altro fattore un po' critico, però vediamo tra chi vota. Tra gli elettori del centrodestra il 96-97% voterebbe per il sì, voterà per il sì, e quindi questo dato è coerente. Se andiamo a chiedere invece all'elettorato del Partito Democratico come si esprimerà in cabina, ecco, qui abbiamo un po' la prima divergenza, nel senso che l'85% dei votanti di PD pensa di andare a votare per il no, e questo è coerente con le posizioni del PD, mentre il 15% degli elettori del PD invece pensa di votare a favore del sì. Bisogna dire che nel PD comunque c'è una discussione in atto, nel senso ci sono parlamentari anche importanti come
la parlamentare europea Picerno, che si sono schierati apertamente per il sì, pur ovviamente. Quindi c'è una forte difformità, Antonio, no? Una forte diciamo difformità. c'è una discussione interna all'interno del PD e quindi se l'85% vota come Ellis Lane, bisogna anche considerare che un 15% di quell'elettorato invece è intenzionato a votare per il sì. Ecco, e questo nel tuo sondaggio pare che sia un dato politicamente rilevante, dicevi tu, no? Perché segnala una maggiore permeabilità del fronte contrario, no? E invece le aree centriste, come si schierano? Ecco, qui abbiamo l'altro aspetto, nel senso le aree centriste, allora Azione di Calenda si è già dichiarato ufficialmente per il sì e sta facendo la campagna elettorale per il sì. Casa Riformista Italia Viva, il leader Renzi ha detto che annuncerà la sua scelta di voto solamente la domenica prima del referendum, però sappiamo che probabilmente sarà un sì e comunque gli esponenti di Italia Viva stanno facendo una campagna referendaria più a favore del sì che a favore del no. Per cui noi ci saremmo aspettati una mobilitazione a favore dei sì e invece questi due partiti sono spaccati, seppure la maggioranza è a favore dei sì, quindi come il posizionamento ufficiale dei rispettivi, penso a votare no. La stessa cosa, nel fronte opposto, avviene col Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle è un partito schierato ufficialmente e pubblicamente a favore del no, cioè mentre nel PD possiamo dire che c'è una discussione in atto, no? Nel Movimento 5 Stelle non c'è una discussione in atto, o meglio, non c'è una discussione in atto tra i dirigenti del Movimento 5 Stelle, ma l'elettorato invece la pensa in maniera diversa, perché circa un elettore su 4, cioè il 25% di chi oggi voterebbe Movimento 5 Stelle, pensa di schierarsi più per il sì che non per il no. Ecco, quindi vediamo, insomma, il sì e il no non è una scelta scontata, non è una scelta relativa. Scontata, è quasi di campo, ma c'è anche un altro dato che emergeva che mi interessa sottolineare, che il consenso tra il sì e il no non è distribuito in modo omogeneo sul territorio nazionale, cioè cosa cambia al nord e cosa cambia al sud? Eh sì, noi abbiamo un vantaggio del no sui sì nell'area del nord-est e del nord-ovest d'Italia. Poi invece nell'area più a sud, ma vale a dire il centro dell'Italia e il sud dell'Italia, invece qui abbiamo un vantaggio dei no sul sì, e poi invece nelle aree delle isole, cioè Sicilia e Sardegna, il sì recupera e abbiamo un vantaggio dei sì. Quindi c'è una differenziazione tra i sì e i no anche per area geografica. Per area geografica sappiamo che corrisponde sia per area politica, nel senso il sud e il centro sono regioni un po' più spostate a sinistra, infatti non è un caso che in questi territori prevale il no, come la Sicilia invece è più fortemente spostata al centro-destra e quindi in questo caso è abbastanza coerente che poi possa prevalere il sì. Ecco, dicevi, il 53,3% dichiara che confermerà la legge sulla separazione delle carriere, no? Ma non è un risultato scontato perché pare che ci sia un testa a testa. C'è quel 20% di indecisi che mantiene il quadro ancora aperto. Ecco, quel 20% di indecisi, quale appeal subiscono in questa campagna referendaria? Allora, ci sono due livelli, due target di indecisi. C'è un target di indecisi che rappresenta un elettorato che dice io probabilmente andrò a votare, ma non ho ancora deciso se sì oppure no. Devo informarmi meglio. Poi c'è un altro target di indecisi che dice io probabilmente non andrò a votare e quindi, perché non penso di andare a votare, in realtà non ho neanche cercato tante informazioni se dovrei votare sì oppure no, perché nella realtà io non andrò a votare. Ecco, quindi sono un po' due target diversi. Bisogna fare attenzione, perché quest'ultimo target, cioè di elettorato che non sa ancora se andare a votare, presenta una forte concentrazione nell'elettorato del centrodestra, quindi in quell'elettorato che potenzialmente potrebbe votare sì.
questo è un profilo particolare del centrodestra, perché è un profilo che deve essere un po' galvanizzato, motivato e deve percepire che il voto, in questo caso del sì, perché parliamo di elettorato del centrodestra, possa rappresentare un beneficio per la persona, nel senso che una parte di elettorato che non guarda nel senso politico più largo del termine, ma vada molto più al beneficio personale. Per cui è chiaro che questa parte di elettorato che rappresenta il potenziale elettorato del sì, ecco, deve essere raggiunta probabilmente in maniera diversa, deve essere mobilitata al voto, perché poi una volta che decide di andare a votare al 99% voterai sì. Quindi sono sì potenziali che non è detto che entrino però nell'urna, ma bisogna fare in modo che questi sì possano entrare nell'urna. Possano entrarci, diciamo. Prego Antonio. Dicevo, e poi ci sono gli altri indecisi, il secondo target di indecisi, che è quell'elettorato invece, come dire, meno di pancia e più razionale, no? Nel senso che ha un forte spirito civico, per cui pensa di andare a votare, per cui lo prende seriamente in considerazione, ma ha bisogno di ulteriori informazioni. Ecco, questo non è un elettorato che vota di pancia, è un elettorato che vota in maniera più razionale, e quindi questo target deve essere colpito in maniera diversa. Bisogna spiegare bene a questo target quelle che sono le ragioni dei sì o dei no, per chi ovviamente promuove il no, ed è anche un elettorato questo che non è condizionato dall'appartenenza politica, può votare sì o no indipendentemente dal partito che poi voterebbe oggi se ci fossero le elezioni politiche. Quindi è un elettorato slegato dall'appartenenza politica, ma è un elettorato più razionale. Ecco, abbiamo pochi minuti, 2 minuti, ma ci tengo molto a questa osservazione e domanda, perché qui in questa trasmissione riportiamo sempre le storie di mala giustizia, degli errori / orrori giudiziari, non sempre conosciute, perché la più rumorosa, la più eclatante, sappiamo tutti, quella di Enzo Tortora, qui tante volte è stato ospite Beniamino Zuncheddu, il caso più clamoroso di cattiva giustizia, di orrore giudiziario, 33 anni in carcere ingiustamente. Ora Beniamino non sta neanche più tanto bene, perché ovviamente si pagano poi le conseguenze degli errori giudiziari. E quello che voglio chiederti è questo: nel dibattito così avvelenato, lo dicevamo martedì scorso con l'avvocato Drogo, sostenitore del comitato del sì, un dibattito avvelenato, radicalizzato, no? Nelle posizioni sul referendum, si è costruito proprio in questi mesi, in questi giorni, in queste ore, un clima così emotivo, così di pancia, prima ancora che razionale, per cui votare no significherebbe difendere la democrazia, mentre il sì apre la strada a un presunto scivolamento autoritario, no? Cioè posizioni radicalizzate. La domanda è questa: ma siamo sicuri che i cittadini stanno davvero comprendendo la reale portata di questo referendum, anche tutto legato, a prescindere da chi possa votare sì, a chi possa votare no, ma anche legato alla separazione vera delle carriere e anche agli errori giudiziari? Sì, onestamente devo dire che in queste ultime settimane c'è un grande caos comunicazionale, no? Sia da parte dei fattori del no che da parte dei fattori del sì. È come se entrambe le strategie di comunicazione in realtà poi non raggiungessero l'obiettivo. Nel senso, pensiamo ai fautori del sì, no? O meglio, gli indecisi che potenzialmente possono andare a votare sì. Nella realtà, come diceva prima, ecco, questo è un particolare elettorato vicino al centrodestra, che quindi è molto sensibile, dall'ipotesi, molto sensibile dal fatto che se dovessero vincere i sì, si potrebbero ridurre gli errori giudiziari, i rischi di essere vittima di un errore giudiziario, perché indirettamente ovviamente la creazione di un'alta corte che genera un ente terzo che giudica i giudici probabilmente può diventare un sistema di controllo più oggettivo sulle performance dei giudici, no? Per cui indirettamente se dovessero vincere i sì si può creare questo modello. Ecco, questo è il tema forte che può influenzare realmente questo elettorato del centrodestra, che potenzialmente può votare sì, a recarsi alle urne, nel senso che deve percepire un proprio beneficio personale. In questo caso il beneficio personale è che votando sì ha minore probabilità di poter essere vittima
di un errore giudiziario. Ecco, questo è il tema importante, perché poi invece quando si parla sulla riforma della giustizia, si cambia tutto, lo stesso elettorato non ci crede, lo vede come una cosa più grande rispetto al votare sì o no a questo referendum e quindi tende a essere demotivato nella forma di partecipazione. Invece andando sul nocciolo della sostanza e comunicando effettivamente quello che potrebbe essere un beneficio se dovessero votare sì, questo potrebbe incidere una maggiore partecipazione dell'elettorato di centrodestra che quindi potenzialmente potrebbe far crescere i sì. Se invece questo non avviene, i sì potrebbero andare in quella soglia critica, nel senso che alla fine sono più motivati no, perché c'è un voto più politico, un voto contro il governo, no, per cui non c'è il contraltare dei voti di sì e quindi no potrebbero anche prevalere. Ecco, quindi è su abbiamo questa, perso forse Antonio questa Noto, linea che si gioca. In chiusura 17-1, l'abbiamo perso Natalia? No, io ci sono. Pronto? Pronto? Io ci sono, sento. L'abbiamo perso, 17-1, io vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento a martedì prossimo, lo recupereremo in seguito. Grazie, a martedì. Avete ascoltato Pop Economia.